mi capito. Anch'io. Cosa voleva che registrassimo, se volete ripetere? Se domani qualcuno chiede un posto di lavoro e se è disposto ad adattarsi l'avrà. Voglio sapere anche che cosa vuol dire adattarsi. A fare quello che c'è disponibile? Certo, per 2 euro l'ora? Ma quai 2 euro l'ora? Accidenti! Ma cosa stai dicendo? Da 2 a 3 euro l'ora sono paghe normali in questo momento. Palomba, è stata chiara, la risposta voglio dare rapidamente. Guarda, io le faccio solo l'esempio in agricoltura, noi abbiamo 100.000 ettari di vigneto in cui non riusciamo a trovare manodopera e dobbiamo importarla dai paesi dell'est. Lì si sarebbe a lavorare solo su questo continuamente. Solo nel periodo di pandemia. No, ma io ti porto in fabbriche industriali di nostri paesi qui del Padovano che non trovano gli operai in posti come è stata la meccanica risposta che voleva Palomba. Non si trova. La risposta che voleva Palomba gli è stata data, se poi anche daranno i nominativi. Non pensare che il lavoro sia solo in ufficio, ma anche c'è il lavoro manuale. Fermi, altrimenti non andate più via, dovete rimanere qui tutta l'ora. Così. Palomba, la penultima tematica, anzi l'ultima sottotematica, poi l'ultima domanda sarà sotto un altro aspetto. La scuola. La settimana prossima arriva il Presidente della Repubblica, inaugura l'anno scolastico proprio a Vo, che è stata l'emblema del Covid, è una scuola dove è molto dibattuto il problema. Oggi è uscito la linea guida dove potranno entrare uno aspettando che si sieda, sotto i 6 anni non si devono mettere la mascherina, insomma sono state date delle linee guida che domani troverete sui giornali dai ministri di competenza. Ecco, lei come vedrà questa ripartenza della scuola e se ha qualche idea? La scuola paga una politica omogenea di tagli di 8.000 miliardi, oddio, no, comunque, ho paura di sbagliare il numero, quindi non lo dirò, ma a partire dalla ministra Gelmini in poi le risorse della scuola sono state sistematicamente ridotte. Siamo arrivati che quello che all'epoca mia io pensavo di essere stata l'ultima generazione che faceva i doppi turni e che aveva classi da 35 persone, ci ritroviamo a dover affrontare una cosa del genere. Infrastrutture, insegnanti, perfino personale non docente tagliati per risparmiare. Siamo al discorso di sempre. Io spero che la scuola riparta, la scuola è fondamentale, la scuola a parte che è fondamentale per la socialità dei bambini e dei ragazzi, ma è la chiave di qualunque ragionamento sulla coscienza civica e sulla capacità di affrontare le situazioni di qualunque cosa. Credo che sarà un problema, ma visto che, e credo che non ci sia un progetto ben chiaro, che ancora abbiamo un problema di numeri innanzitutto, a tutti i livelli, in questo caso prevalentemente a quello centrale. Detto questo vorrei dire una cosa prima, si diceva la polemica sono stato bacchettato sul fatto che parlo di imprenditori. In questo paese lo riconosce la Confindustria nei fatti, nei suoi documenti, che gli imprenditori dipendono dagli investimenti pubblici. Il problema è come si danno, perché se l'imprenditore è il negoziante, beh quello l'ammazzano i centri commerciali, che in questa regione abbiamo di più di qualunque altro posto d'Europa. Credo siano il triplo pro capite della Germania, ma anche qui i numeri sono da quelle parti e questo uccide il piccolo imprenditore. Il grande imprenditore già vive sulle spalle dello Stato, allora mettiamo almeno delle condizioni. Perfetto. Paolo Girotto, parlo di scuola. Beh, intanto benvenuto il Presidente che avrà un palco da 250.000 euro a Vo, interessante, così donato da qualche buona anima, e verrà a inaugurare il primo paese in Italia che è stato completamente isolato per mesi interi sulla base del nulla, perché non c'era il malato. Interessante questa cosina qua. La scuola è un disastro, il progetto che è presentato semplicemente è impensabile fare una didattica normale e naturale e impedirà ulteriormente una ripresa economica. Perché? Perché da ottobre a marzo qualunque bambino si ammalerà delle normali influenze, mal di gola, tosse e compagnia bella, febbriciato alla compagnia bella, chiuso nella stanza Covid. Immaginatevi solo su un bambino di piccola età quale sarà il risultato emotivo di una cosa di questo genere, isolato nella stanza Covid, deve guardarsi dall'altro compagno che non deve essere troppo vicino perché potrebbe contaminarlo, cose allucinanti. Io consiglio ai genitori di tenerle a casa se possono e di farsi una scuola parentale, assolutamente, ma quest'anno cosa accadrà? Accadrà che quel bambino dovrà essere venuto a prendere dal genitore, il quale si farà la quarantena insieme al bambino.
Non so se si rende conto, per migliaia di casi stiamo parlando di genitori che magari sono già stati chiusi 3 o 4 mesi senza alcuna possibilità di recupero e si trovano adesso in una condizione lavorativa appesi per il collo e avranno una condizione di questo, moltiplicatela per migliaia di casi, perché i bambini si ammaleranno inevitabilmente, questa è una follia. Torniamo alla normalità, torniamo velocemente alla normalità, è quello che vi sto dicendo, ma non solo nell'ambito scolastico, ma anche nell'ambito lavorativo. Senta, smettiamola con tamponi e mascherine. Le faccio una domanda anche a titolo personale, visto che è sforato il tempo. E quindi lei cosa farebbe? Tutto normale, cioè della vita normale? Tornare velocemente alla normalità. Senza nessuna precauzione, quindi tutto... Esattamente, senza nessuna precauzione, perché la precauzione in questo momento, le ricordo solo che non sto dicendo... Cioè lei farebbe che uno se ha per esempio... Le faccio una domanda io, poi lei mi risponde. Se uno per esempio prende questo virus brutto, bello, che lei deciderà come catalogarlo, va vicino a un anziano che ha determinate patologie, questo magari muore perché ha delle patologie, però il Covid le dà il colpo di grazia... Guardi, questo ne ho già parlato altre volte e ho detto chiaramente che l'uso delle mascherine, l'attenzione verso le categorie deboli, e quindi gli anziani, il immunodepressi, le condizioni ospedaliere, questo si deve fare, non c'è ombra di dubbio. Si deve fare, certo, ma un'altra cosa è andare al caffè, al bar e sentirmi la signora isterica, piena di paura e fottuta psicologicamente ed emotivamente, che mi dice la mascherina perché è terrorizzata. Questa è un'altra cosa. Perfetto. Qui non si può far riprendere l'economia, sto parlando di questo. Allora torniamo alla normalità, questo che le sto dicendo. È stato chiaro, era una considerazione, volevo capire. Vabbè. È stato chiaro, voglio dire, sulle mascherine, sulla Paolo scuola, Girotto, sulla scuola. Bene, la scuola non è competenza della regione, ma è competenza dello Stato dalle scuole elementari a quelle medie e superiori. Anche la sanità è competenza dello Stato su tutti i punti di vista, no? La sanità è competenza... Le strategie di ridurre i costi arrivano da Roma, inizialmente. No, è ben diversa la cosa, scusi, ma su questo... Però arrivano da Roma tutti. È diversa, la sanità è competenza della regione. La scuola è competenza la sanità, perché vede, quando sono stati dati per l'autonomia i 25 punti, lo Stato ha detto, vi do, invece che 25 vi do 23 punti a Zaia, vi tolgo la scuola e la sanità. E Zaia ha detto no, io voglio che quei due, per quello dico che dipende anche da Roma la sanità, e i costi ridotti sono iniziati da Roma per quanto riguarda la riduzione di infermieri, di medici. Le garantisco che è così. Va bene, ma insomma, la scuola è di competenza nazionale, la scuola elementare, la scuola media, le scuole superiori e anche l'università, pur nella loro autonomia. Io credo che questo strumento della scuola è stato inventato alla fine dell'Ottocento come qualcosa di centralizzato per un paese di analfabeti che dovevamo costruire in una certa cultura, addirittura insegnare alle scuole elementari. Oggi è una situazione assolutamente assurda. Abbiamo un sistema che è di una rigidità enorme, inutile e soprattutto centralizzato e monopolizzato dall'esigenza anche sindacale. Molto spesso mi è stato detto, ancora anni fa, che la scuola era il luogo dove si andavano a mettersi coloro che avevano la disoccupazione intellettuale, andavano nelle scuole. Non è vero, perché ci sono degli ottimi insegnanti, c'è delle scuole che funzionano benissimo, però è un fatto che la scuola è un baraccone molto rigido, molto fermo, non c'è la possibilità di fare delle cose diverse. Io credo che la scuola debba essere regionalizzata. Io direi che per esempio le scuole elementari possono essere gestite anche a livello comunale, perché ormai siamo un paese dove un maestro, una persona che sappia insegnare, lo trovi dovunque, e in modo che la scuola venga destrutturata e in questo modo possa esserci più creatività, più flessibilità rispetto alla domanda di lavoro, e anche più creatività nel tipo di Giuseppe finito. Niente, io volevo ricordare che forse a Vo sono morte delle persone e poi c'è successo quello che è successo, per i negazionisti qua mi pare siano solo monologo. Mi dica chi è morto? Il signor Trevisan, giusto per fare un nome. Allora, detto questo, è negativo al Covid. No, ma scusa, se dice una cosa che non si sta. Io direi di dire alle famiglie che sono preoccupate di essere comunque, di guardare con un futuro anche in maniera positiva, altrimenti siamo
seminiamo solo terrorismo e non va bene che sia si va terrorismo. a scuola con tutte Non le voi. sicurezze che devono essere fatte, Pazzesco. poi ci sono delle regole. Quello che noi abbiamo contestato al ministro Azzolina, soprattutto che il Covid magari sapevamo già di averlo a marzo e a febbraio, arrivare con le regole ai primi di settembre agli insegnanti, ai presidi eccetera, forse bisognava svegliarsi un po' prima, banchi con le rotelle, non banchi con le distanze, cioè bisognava dare le disposizioni mesi prima, non prendersi all'ultimo colpo come è successo. Però anche Salvini, ma detto questo, però anche Salvini è esagerato che detto Salvini, questo, no, le spiego, prego. Salvini ha fatto una battaglia contro Azzolini, non voglio prendere Ma sì, parte. ma non voglio... Noi come Lega abbiamo contestato questo al però Ministro. non sono mai arrivati i banchi con le rotelle. Ma no, stanno arrivando, le posso assicurare da qualche parte. Lei vede i bambini che vanno in giro con il banco e le rotelle, ma detto questo, le regole vanno rispettate. I ragazzi devono entrare con le regole a scuola, naturalmente le mascherine devono essere usate, il disinfettante deve essere usato. Noi abbiamo chiesto l'autonomia sulla scuola come regione, perché il problema della scuola, uno dei problemi della scuola è che il personale a volte che viene fatto e mandato dallo Stato sta qui 6 mesi e poi se ne ritorna a casa sua in altre regioni. Noi volevamo far capire al Ministro, all'istruzione ma anche al Governo che invece su base regionale le assunzioni nella scuola e quindi con la residenza e restare qui almeno 5 anni anche per quelli che vengono da fuori dava più continuità naturalmente all'insegnamento scolastico e più stabilità a tutto il mondo della scuola. Certo. Invece qui succede che vengono qui da altre regioni, stanno qui 6 mesi e scappano, se ne tornano a casa giustamente, no? Però non tanto giustamente, ma si mette in crisi tutto il sistema in questa maniera. Non parlo poi di tutti gli investimenti sulle scuole perché altrimenti non abbiamo il tempo necessario. Beh, allora, so che queste tematiche ci vorrebbero ogni risposta, però mi blocco perché i tempi sono quelli che sono. È anche giusto ricordare che i tempi televisivi sono ricordo quelli che oggi siamo il 9 e il 14 comincia la scuola. Cioè, sì. E come si diceva, cioè, le norme sono arrivate l'altro ieri. I genitori sono ancora in attesa. Oggi i protocolli, anche oggi. Sì, vabbè, ma... I protocolli, sì, ma lunedì cominciano la scuola, dunque noi amministratori dei comuni dobbiamo preparare gli stabili e far rispettare tutte le norme. Oggi io i banchi con le rotelle non li ho neanche chiesti perché non ne ho bisogno. Naturalmente abbiamo avuto un aiuto anche per adeguare i plessi scolastici all'interno del territorio in modo da avere il distanziamento. No, poi è logico che anch'io avrei piacere di mandare i ragazzi liberi a scuola perché i genitori ci chiedono e anch'io sono convinto che è giusto di ritornare a scuola, non fare la scuola a distanza. Mi dispiace, ma i ragazzi hanno bisogno di socializzare e di riportarli là perché è da là che all'interno della scuola. Dopo, non sono io che decido se devono avere la mascherina, c'è un comitato tecnico-scientifico che penso vada rispettato, per carità, avranno fatto anche degli errori, però noi non possiamo prenderci questa responsabilità e dire basta, non entrate, lasciamo liberi, eccetera. No, non funziona così. Non funziona così, mi dispiace, cioè io posso non condividere, però finché c'è qualcuno che... No, non andiamo avanti così, è troppo facile scaricare sugli altri. Io dico che la tempistica sui tempi della scuola non si può arrivare al 9 di settembre e la scuola comincia al 14 e non sappiamo ancora per i trasporti, perché io ho un problema... È stata decisa oggi, il protocollo sì, ho capito, di oggi ma io ha deciso anche per i trasporti, quindi per i trasporti che negli autobus sale l'80%, ma siamo il 9. Però ha deciso oggi, è vero, ha deciso oggi, cioè, si sa, da oggi si sa, poi vedrà nel protocollo che è stato fatto oggi e allo Stato è stato deciso anche per i trasporti. Io devo avvisare mille bambini devo avvisare. Dovevano essere fatti prima, io non discuto, io dico che però oggi si sanno. Rinuncini a concludere per quanto riguarda la scuola. Condivido pienamente il tema della questione delle assunzioni a livello regionale perché secondo me qui c'è veramente questa migrazione e anche all'interno della stessa regione qualche insegnante che stamattina mi ha mandato un messaggio che è stata spostata a 150 km, avrebbe una collega dall'altra parte che farebbe cambio e sta tentando di ottenere questo risultato semplicemente per essere più efficace e per evitare insomma questo spostamento quotidiano.
Io dico che quest'estate è stata un'estate calda, io ero sindaco, adesso assessore ai lavori pubblici del mio comune, io dico a tutti sarebbe bello ci fosse stata una telecamera nelle nostre strutture. Abbiamo lavorato tantissimo, amministratori, sindaci, assessori, tecnici degli uffici comunali, presidi, insegnanti, bidelli e operai comunali. Con le ditte che stanno correndo abbiamo fatto i salti mortali e io credo che su questa cosa vada dato atto che stiamo tutti insieme. Quella è la bellezza, cioè ogni tanto finiamola di litigare e guardiamo anche che siamo un paese che quando vuole ottiene grandi risultati. Nel mondo della scuola i nostri bambini lunedì, nella maggior parte dei casi, grazie a queste persone, entreranno in sicurezza, in luoghi accessibili, avranno la possibilità di togliere la mascherina una volta arrivati al loro banco e dobbiamo togliere ansia e preoccupazione, dare certezza alle mamme e togliere ansia e preoccupazione ai bambini, perché altrimenti diamo a loro questa preoccupazione e vanno a scuola, il primo giorno di scuola dovrebbero arrivare con il sorriso, con tutta questa ansia. Ecco, compito della politica. Io credo che in questo caso abbiamo fatto un bel gioco di squadra lunedì. Nella maggior parte dei casi, grazie a tutta questa gente, i nostri bambini andranno a scuola in sicurezza. Io credo che ogni tanto dobbiamo anche dirci le cose belle, perché altrimenti siamo sempre qua a far guerra. Anche i genitori devono collaborare. Assolutamente, ma i genitori, guarda, ieri sera mi permetto una riunione pubblica nella piazza, nella piastra polivalente accanto alla scuola con i fari accesi, il sindaco, il dirigente, gli insegnanti, gli assessori. Abbiamo fatto un bellissimo scambio con le famiglie, le abbiamo rasserenate lunedì mattina. Perfetto. Si entra a scuola. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata, all'ultimo giro di domande. Allora, questo giro di domande è una domanda molto, molto semplice. La prima, perché devono votarvi? E dovete convincere i telespettatori a votarvi e perché, e poi la percezione della gente è che si candidano in tantissimi per le regionali per prendere lo stipendio e scaldare in diretto Veneto la sedia. Questa è la percezione che la gente ha. Ecco, se Girotto lei vuole chiedere alla gente perché devono votarla e soprattutto poi cosa farà. Votare il Movimento 3V, libertà di scelta, come dice la parola stessa, è perché noi siamo per la libertà di scelta in qualunque situazione, in particolar modo quella sanitaria, visto che siamo partiti dal disastro Covid, e rifiutiamo qualunque tipo di imposizione che va a ledere principi costituzionali fondamentali come quello della libertà di scelta, l'articolo 32 della Costituzione. Da lì discendono tutto il resto, discende evidentemente non solo in materia sanitaria ma in materia di altri diritti civili, diritti di lavoro e quant'altro. Le imposizioni vanno rifiutate. Questo paese è un paese che si sta avviando sempre di più attraverso steccati e recinti di ogni tipo, in ogni settore legislativo, a chiudere i cittadini in una vera e propria gabbia. Dire di no a questo e dire, per esempio, nell'ambito specifico della patologia del Covid adesso, torniamo a una normalità, smettiamola con questo allarmismo pazzesco. Ricordo che il presidente dell'Istituto Spallanzani, annunciando il vaccino italiano, ha detto che dovrà sperimentare lo stesso vaccino in Sud America perché qui non c'è una carica virale sufficiente per poterlo sperimentare. Cosa significa questo? Significa che attualmente il virus è praticamente scomparso. Allora mi dico, perché non possiamo ragionevolmente tornare? Non è questione di accettare o no le regole, è questione di discuterne civilmente per trovare una soluzione migliore. Così non andiamo avanti, ragazzi. Capite che se voi seguite pedissequamente gli ordini che vengono da Roma è una via comoda e breve, ma non risolve il problema economico delle famiglie. E Perfetto. La scuola che partirà così sarà un disastro. Perché Grazie, sai benissimo che i genitori dovranno Girotto, stare grazie. a casa. E a questo tipo di domanda do il tempo perfetto perché devono votarvi, dunque il tempo è 1,5. All'1,5 che scocca, vi tolgo la parola, prego. Perché devono votarla, Corrado Poli? Dunque, devono votare innanzitutto la lista, perché la lista Veneto Rubinato per le autonomie, perché è la garanzia di avere in Consiglio regionale delle persone che si potranno attivare, battere dall'opposizione o eventualmente dalla maggioranza per riuscire a portare a casa, stimolare chi sarà il presidente, probabilmente Zaia, forse Lorenzoni, che potranno stimolare ad accelerare i tempi della concessione dell'autonomia. Ho sbagliato a dire concessione perché a sensi della Costituzione l'autonomia è un diritto, oggi come oggi, non è una concessione che fa il governo e dobbiamo anche ragionare in questi termini. Noi possiamo garantire che ci saranno persone altamente competenti su questa materia, come la Simonetta Rubinato e come altri, che potranno veramente stimolare
l'avvio di questa grande operazione e grande riforma dello Stato. Siamo gli unici che possiamo fare questo lavoro perché siamo sempre stati coerenti sia al tempo del referendum sia in seguito su questo tema. Perché devono votarla? Per dare forza, votate Lega e perché darete così più forza ancora al Presidente Zaia per la continuità della buona amministrazione che fino adesso in questi 5 anni è stata in Veneto. Noi siamo i primi in sanità, primi in turismo, primi per i prodotti e investimenti nel primario, nell'agroindustria. Abbiamo portato qui le Olimpiadi dopo 70 anni a Cortina, abbiamo portato qui riconoscimenti dell'UNESCO nelle colline del Prosecco e stiamo lavorando per il riconoscimento questa storia, per la fermo, Valdobbiadene. Ma lo lascio finire, do tutto il tempo, però era la sua, le chiedo una curiosità mia, se non ci fosse stata la Lombardia ci davano ugualmente le Olimpiadi, secondo lei? Sicuramente. Perfetto, basta solo un... Sicuramente. Poi qualcuno a Torino è pentito adesso dei 5 Stelle che perché non ci credeva. Noi ci abbiamo per capire senza la Lombardia se venivano ugualmente e quindi poi per modernizzare ancora di più il nostro Veneto con le infrastrutture che stiamo completando, con le infrastrutture anche della banda larga, con naturalmente la promozione della nostra regione. Una volta andavamo in giro per il mondo, eravamo considerati i polentoni e i servi, adesso quando si parla di Veneto tutti scattano sull'attenti e ci considerano in maniera importante. Ancora tempo, Sì, e poi naturalmente troverete tutto il nostro programma sui siti internet e sul appunto della Lega, Liga Veneta, e quindi il mio appello è di dare forza al nostro movimento e soprattutto per l'autonomia. Vi ho ridato i 10 secondi che l'avevo interrotto su quelli che sono stato corretto. La battaglia è sull'autonomia. A posto così, Patrò, perché devono votarla? Io ho scelto naturalmente di candidarmi con Luca Zaia presidente per portare l'esperienza mia. Io in questi ultimi 10 anni sono stato il sindaco della città di Campodarsego, è stata l'esperienza più bella della mia vita perché sono riuscito a avere un rapporto con i miei cittadini diretto. Non ho mai cambiato il mio modo di essere, sono sempre stato Mirko per tutti, naturalmente ho scelto di candidare nella lista di Forza Italia per dare forza anche al territorio e per portare naturalmente quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini padovani, veneti, veniamo eletti in provincia di Padova, dunque è una scelta che voglio portare in regione, difatti il mio slogan è un sindaco in regione, un sindaco che è stato tra la gente 10 anni e ho avuto tanti apprezzamenti e per questo, visto che termino il mio mandato naturalmente a settembre senza lasciare il comune sguardinto, perché l'ho fatto perché non lascio il comune commissariato, finisco il mio mandato che è durato 10 anni e 6 mesi grazie al Covid, perché avrei terminato a marzo del 2010, mi metto in disponibilità per dare forza. 2020, scusa, sì, 2020. Lascio il comune naturalmente in buone mani e voglio tentare questa esperienza per portare quello che ho imparato in questi 10 anni di amministrazione. Senti, ne faccio una battuta che mi hanno detto che tanto Corogna mi ha detto che è peggiorato come portiere, è vero o no? No, Giuliani a 58 anni, insomma, non è facile ancora mantenere... Sto scherzando, Patrone, mamma mia che serio che mi stava rispondendo. No, perché è il portiere della nazionale dei sindaci, per chi non lo sapesse, Patrone è il portiere della nazionale dei sindaci. Allora ho fatto una battuta, era una battuta, Patrone, ovviamente. No. Non l'ho visto, dunque è una battuta. Rinuccini, perché devono votarla? L'idea è quella di un Veneto che vogliamo, migliore di quello che è. Ribadisco, partiamo da un Veneto bello, siamo una bella regione e i veneti sono della gente sana, bella, che si dà da fare. Occorre rinforzare, occorre ridare fiducia. Abbiamo dei giovani che in questo momento il tasso di emigrazione dei giovani purtroppo è più alto tra quelli che vanno fuori dalla nostra regione e proprio per questo dobbiamo lottare perché i nostri figli non vadano via, sia una scelta e non sia un obbligo fra 5, 10 e 15 anni. Quindi dobbiamo semplicemente cercare di migliorare questa nostra regione che amiamo profondamente. Particolarmente per quanto mi riguarda, anch'io sono stato sindaco e assessore 10 anni, poi sindaco della mia comunità di 13.000 abitanti.
so quali sono le problematiche del territorio, sono stato in mezzo alla gente. Qual è l'ambizione? L'ambizione è che quello che ho vissuto da sindaco quando la gente veniva da me, oggi vorrei andare dove si prendono le decisioni, ovvero a Palazzo Ferrofini, e lì a questo punto dare il mio contributo nel migliore dei modi, essendo costruttivo, per poi dare migliori risposte a livello di enti locali e soprattutto di associazioni, di imprese, di cittadini che hanno bisogno di risposte concrete dalla politica, e quindi essere un collante tra la regione e il territorio, che spesso magari questo collante è un po' distante. Ecco, riavvicinare questi due soggetti e dare veramente un servizio alle nostre comunità, perché ne hanno profondamente bisogno. Giuseppe Palomba, perché devono votarla? Votare me? Sarebbe bene che votassero, io credo, Paolo Benvenu presidente e la lista, dopodiché possono votare per chiunque di noi, perché tanto chiunque di noi andrà a fare e a dire le stesse cose. Siamo uguali, siamo una squadra, non è questione di votar me. Detto questo, credo che potrebbero pensare gli elettori di votare per chi sta dicendo che quelli che vi dicono il Veneto è bellissimo, ma ci sono dei problemi. Voi sapete che fate fatica ad arrivare alla fine del mese, sapete che vi piove sempre più, che le strade si allagano sempre di più, che i centri commerciali sono sempre di più, che la cementificazione è sempre più grande, che quello che succede, la scuola è sempre più difficile, accedere alla sanità è complicato, vero, è buona, ma non è così semplice. Bene, gli unici che vi dicono che questa cosa può essere cambiata e che deve essere cambiata, perché se no si va avanti come sta succedendo, e quindi le retribuzioni che diminuiscono, la cementificazione che aumenta, eccetera. Invece noi vi diciamo che questa cosa può essere cambiata, e abbiamo un progetto, e l'abbiamo spiegato, credo, non solo io, ma in tutta la campagna elettorale. Bene, allora io ringrazio Paolo Girotto, candidato Presidente della Regione per M3V, grazie di essere stato con noi. Grazie a Corrado Poli, candidato consigliere per Veneto per le Autonomie, e Simonetta Ruminato Presidente, grazie. Grazie a Giuseppe Pan, candidato consigliere della Lega Veneta per Luca Zaia. Grazie a Mirko Patron, candidato consigliere per Forza Italia, sempre per Luca Zaia. Grazie anche a Enrico Rinuncini, candidato consigliere per il Veneto che vogliamo, Arturo Lorenzoni. E grazie anche a Giuseppe Palomba, candidato consigliere per Solidarietà, Ambiente e Lavoro per Paolo Benvenu. Grazie a voi, avanzo 26 secondi la prossima volta. La prossima volta li ridarò volentieri. Grazie a voi, in bocca al lupo e vinca il migliore. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.